Il 6 e 7 dicembre la Sala San Tommaso d'Aquino della Cattedrale della città di Sora ha ospitato il meeting del progetto Prima I, promuovere le risorse per l'infanzia mediante approcci innovativi, selezionato da Impresa Sociale con i bambini nell'ambito del Fondo a contrasto della povertà educativa minorile. Durante il meeting stiamo affrontando delle tematiche riguardanti proprio l'organizzazione generale del progetto, quindi le varie criticità, lo scambio di buone prassi, il coinvolgimento degli operatori in un lavoro di networking tra le attività di progetto. Questi momenti sono momenti importanti di raccordo per fare in modo che il progetto, che ha una durata di 4 anni, abbia dei punti di incontro e si sviluppino nuove idee, nuove prospettive tra i partner di progetto. La cittadinanza diamo il messaggio che stiamo lavorando tutti insieme per far sì che le azioni siano azioni unite da un collante unico, che la voglia di diventare comunità educante e di far sì che questa comunità educante abbia un'autodeterminazione grazie all'incontro di conoscenze, di know-how e di saperi che in questa occasione sono stati messi al centro dell'azione di networking, un'azione molto importante che si è sviluppata attraverso laboratori esperienziali che hanno fatto sì che ci sia stato l'emergere delle criticità, delle buone prassi, delle sperimentazioni simili e dissimili nei territori. Sono una guida dei laboratori teatrali per i bambini che abbraccia la fascia di 4-5 anni, ci occupiamo di questi bambini dei 4-5 anni. Il laboratorio è Teatro Spazio delle Emozioni, si intitola. Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi non esistono, perché loro lo sanno già. Le fiabe insegnano che i draghi si possono sconfiggere. E credo che la paura si possa affrontare attraverso il semplice racconto di una fiaba. Quello che facciamo con i bambini è raccontare in maniera corale una fiaba e metterla in scena con tutti i mezzi possibili e le metodologie, ma tutto questo diventa meccanico. La cosa più bella è che i bambini ti sconvolgono e ti cambiano le carte in tavola. Non esistono manuali, non esistono vademecum, sono i bambini stessi che ti guidano a scoprire un mondo completamente diverso dal nostro e che ti permettono anche di leggere la realtà attraverso lo strumento del gioco, e quindi il teatro diventa un gioco serio. Alla 2 giorni hanno partecipato per la prima volta tutti i partner del progetto multiregionale provenienti dai 3 territori coinvolti, quali Sora, Manfredonia e Crotone. Penso che sia uno dei momenti più importanti del progetto, che all'inizio ha cominciato a lavorare nei vari territori e adesso si incontra per vedere se le metodologie proposte possono trovare un continuum nazionale ed essere punto di riferimento nella discussione. Quello che andiamo a trattare è un argomento importante, la povertà educativa. Lavoriamo con bambini di 3-6 anni, stanno rappresentando, come dire, il nostro punto d'aggancio anche per la popolazione adulta. Gli obiettivi, sicuramente un'opportunità, perché viene offerto gratuitamente alle famiglie e agli insegnanti la possibilità di confrontarsi tramite questo spazio dove è garantita tra l'altro la privacy, ma una cosa importante, abbattere il pregiudizio, perché parlare del proprio sé, quindi del disagio, non significa assolutamente avere chissà quale grande problema. È una giornata molto importante perché ci permette appunto di confrontarci su quelle che sono le esigenze dello sportello d'ascolto, ci permette di comprendere come gli utenti stanno reagendo all'attività che noi stiamo svolgendo all'interno delle scuole e anche di comprendere quali sono le attività che andranno sperimentate per poterci migliorare. Sicuramente abbiamo capito che ci sono dei mezzi che ci aiutano per sensibilizzare le famiglie e quindi per far sì che possano rivolgersi a questo sportello di ascolto per farsi aiutare. Sicuramente la rete telematica ci aiuta tanto il passaparola tra i genitori, tra i docenti, e noi cerchiamo di accogliere tutte le situazioni
possibili. Quest'anno racconto una novità, una sperimentazione in atto molto interessante che è partita da un racconto di un bambino che ha scritto su questa upupa che partiva per il viaggio, e quindi noi stiamo lavorando con i laboratori sul territorio per dare spazio alla creatività dei bambini, alla fantasia, e che stanno continuando il lavoro. E da questo lavoro di racconto fantastico stiamo creando con la creatività digitale anche un fumetto, un racconto animato, per cui c'è questa interazione tra laboratori che raccoglie un po' la fantasia dei bambini e sta diventando un cartone animato, di cui abbiamo una prima bozza di 5 minuti e molto carina, e che fa vedere proprio il lavoro poi come concretamente si svolge.